L'ho vista alla stazione di Bologna, era carina e tutta da guardare, coi tacchi a spillo e con la minigonna ed un accento un po' settentrionale. Le ho chiesto scusa, cosa posso offrirti? Con gli occhi storti mi ha guardato in faccia. Ho visto da vicino i suoi baffetti e peli lunghi e grossi sulle braccia. Ma quanto pila c'hai? Ma quanti peli hai? E quanto ne trovai? E quanti ne trovai? Ogni mattina all'alba toglievo un po' di barba ed ogni mezz'oretta usava la pinzetta. Ho preso a volo il primo treno espresso per ritornare nella Sicilia mia. Fra tutte le ragazze la più cesso doveva capitare proprio a mia. Vicino alla stazione di Messina ne ho conosciuta un'altra assai formosa. Le ho detto vieni nella mia cabina, ma quando l'ho toccata che sorpresa. Ma quanto pila c'hai? Ma quanti peli hai? E quanto ne trovai? E quanti ne trovai? Se gli toccavo il petto sembrava un copriletto, la pelle delle cosce pupazzi di peluche. Ma quanto pila c'hai? Ma quanti peli hai? E quanto ne trovai? E quanti ne trovai? Ho avuto anche il sospetto che fosse un bel maschietto e al posto del fiorello avesse un gran pisello. Mi consenta, Mr. Max, lo ammetta. Lei sta cercando il pelo nell'uomo. Ma no, cavaliere, non è vero. Io non ci sto. E manco io. Per un pelo non ci sto. E come disse il nonno una mattina, mentre scendeva dalla sua lambretta,